Dovremmo essere in due, io e Martina. In realtà Martina ha qualche problema tecnico e vediamo se tra qualche minuto riesce a collegarsi. Buonasera a tutti, io sono Paolo Dallago, sono l'ideatore di questa iniziativa benefica torniamopresto.it. Come sempre vi chiedo gentilmente di darmi una conferma, se mi vedete, mi sentite, perché con questi strumenti non si sa mai se sto parlando da solo o se c'è qualcuno che mi sta ascoltando. Allora, questo video di oggi, che è il secondo che facciamo nel gruppo, ha lo scopo di darvi delle idee, degli spunti ok, presente, perfetto, grazie mille ragazzi. Darvi degli spunti per diciamo ottenere il massimo dall'iniziativa che abbiamo lanciato. Questi video nascono sempre dalle mail o dai post che scrivete nel gruppo. Noi prendiamo le necessità che avete e poi vediamo di farne magari appunto una diretta in modo da essere aiuto a più persone possibili. Dato che c'è parecchia gente nuova che si è unita in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, faccio un attimo di riepilogo su cos'è Torniamo Presto, perché qualcuno magari ancora non conosce bene l'iniziativa o non ha ancora inserito l'attività, eccetera. Allora, brevemente, Torniamo Presto è un'iniziativa senza scopo di lucro. L'ho lanciata io, poi si sono unite anche altre persone in questo progetto che era partito un po' così, senza tante speranze, in sordina, e poi grazie alle condivisioni sui social media che adesso ne stanno parlando, eccetera, ha preso parecchio piede e ci sono tantissime attività che in una sola settimana si sono unite. Siamo già a 200 attività che si sono unite. Ok, allora, il progetto, l'idea del progetto è molto semplice in realtà. Parlando con tante attività, con tanti ristoratori, mi sono reso conto che il problema principale è quello della liquidità, no? Essendo stati stoppati da un giorno all'altro gli incassi giornalieri, tantissime attività hanno il problema della liquidità, perché chiaramente tante spese fisse comunque sono comunque da pagare, affitti, bollette, eccetera, eccetera. L'idea quindi è quella di farvi ottenere della liquidità adesso a fronte di un servizio, di un prodotto che voi erogherete fra un mese, due, speriamo non troppo in là col tempo, ma tra un po' di tempo, quando potrete riaprire l'attività. Per voi appunto significa ottenere del denaro adesso, in modo da poter appunto sopperire a quelle spese che comunque avete. Per i vostri clienti è un modo per darvi una mano, per sentirsi importanti, ottenere anche magari degli sconti, perché vedo che qualcuno di voi sta facendo anche degli sconti, oppure offre qualcosa in più, per esempio vende la gift card da 50 euro e in realtà dà al cliente 60 euro. Quindi ho visto tantissime idee, tantissimi spunti nelle varie attività che adesso si stanno iscrivendo. Allora, la cosa che ci tenevo a farvi capire è che, scusate, intanto mi collego nel gruppo, che vedo se ci sono anche delle domande. La cosa che è importante da considerare, che voi consideriate, è che non potete pensare che una volta inserita l'attività su Torniamo Presto, magicamente arrivino i clienti. Qualcuno probabilmente forse arriverà, però è importante che voi siate attivi da questo punto di vista. Cosa vuol dire essere attivi? Dovete comunicare ai vostri clienti che state partecipando a questa iniziativa, che vendete queste gift card. E il video di oggi è fatto apposta per vedere insieme delle idee, degli spunti, anche grazie ad alcuni di voi che si sono già attivati su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, eccetera, eccetera. Allora, i tre strumenti che vorrei vedere oggi in questa diretta
sono principalmente Facebook, Instagram e WhatsApp, che sono i canali più diffusi, più usati sia da voi che dai vostri clienti finali. Quindi andremo a vedere per ognuno di questi strumenti quale può essere qualche idea da sfruttare. Nel frattempo vedo che c'è già qualche domanda. Vi invito appunto a scrivere nei commenti le vostre domande. Se riesco rispondo, se sono attinenti magari a quello che sto dicendo rispondo subito, oppure magari le teniamo verso alla fine della diretta e vediamo di rispondere a tutte. Allora, premetto che tra l'altro in questa diretta per alcuni magari le cose che dirò sono banali, però dovete considerare che ci sono persone che sanno usare bene gli strumenti come Facebook e Instagram. C'è qualcuno che invece magari non è molto pratico di queste cose, quindi io cercherò di spiegare le cose in modo che tutti capiscano, che tutti mi seguano. Ok, allora, partendo da Facebook, è importante capire prima di tutto la differenza tra profilo e pagina. Questa è una cosa che magari tanti sanno, però alcuni no. Scusate un secondo che c'è Martina che sta provando a collegarsi. Ok. Appunto, qui appunto c'è da fare una differenza sostanziale tra il profilo e la pagina. Il profilo Facebook è fatto principalmente per un uso privato, diciamo. Quindi la pagina invece è pensata per le attività. Il profilo Facebook, per esempio, è chiuso, quindi se qualcuno vi chiede non è vostro amico, non vedrà i post che pubblicate. A differenza della pagina invece che è pubblica, quindi qualsiasi post voi pubblicate in una pagina Facebook può essere visto da chiunque. Cosa fare in questo caso? Pubblico nel profilo privato, pubblico nella pagina? A me la cosa che vi consiglio di fare è di pubblicarle eventualmente in entrambe, perché spesso vedo che avete magari tra i vostri amici i vostri clienti. Quindi se nel vostro profilo privato ci sono clienti di cui siete amici, vi consiglio di pubblicare iniziativa anche nel profilo privato. Se non avete una pagina Facebook, prima di tutto vi consiglio anche di crearla, perché è gratis, è un sistema gratuito fatto da Facebook e vi permette appunto di entrare in contatto, di restare in contatto, anche di fidelizzare i vostri clienti. Attenzione però che la pagina va seguita, non potete pensare di creare la pagina Facebook e poi lasciarla abbandonata a se stessa, così è controproducente ed è meglio lasciarla perdere. Quindi se avete intenzione di seguire i social, e vi consiglio di farlo per restare in contatto con i vostri clienti, per fidelizzarli, fatelo però con la coscienza che devono essere seguiti. Dovete settimanalmente, non dico quotidianamente, ma almeno ogni 2 o 3 giorni, insomma, pubblicare dei post per mantenere il contatto con i vostri clienti. Allora, vedo qualcuno che mi scrive come si utilizza in modo legale. Allora, apro una parentesi perché forse magari questa persona non ha magari ancora visto come funziona l'iniziativa. Non so a cosa ti riferisci per quel che riguarda la legalità, perché questo è un sistema, questa iniziativa è assolutamente legale. Abbiamo fatto anche una diretta sempre qui nel gruppo con un commercialista per spiegare quali sono gli aspetti fiscali da considerare. Preciso che noi non ci mettiamo in mezzo nei pagamenti, quindi torniamopresto.it è semplicemente un aggregatore, una vetrina che vi dà visibilità. Poi il cliente che è interessato ad acquistare le vostre gift card vi contatterà tramite un form, un modulo che c'è nella vostra pagina, e vi manderà una richiesta di acquisto. Vi arriverà via mail, poi sarete voi a mettervi in contatto con lui per la vendita. È un sistema magari per il momento un po' macchinoso, ce ne stiamo rendendo conto, però appunto considerate che questa iniziativa ha una settimana di vita, quindi stiamo cercando anche di migliorarla
e magari nelle prossime dirette vi mostreremo anche come. Ok, chiusa la parentesi. Vorrei farvi vedere alcuni esempi. Allora, devo condividere lo schermo. Intanto ditemi se c'è qualcosa che non è chiaro, che devo magari ripetere, scrivetemelo pure nei commenti. Allora, condivido il mio schermo, così, ok. Allora, qui ho trovato alcuni post condivisi queste sono tutte pagine Facebook, da attività che appunto hanno partecipato all'iniziativa, si sono uniti a questa iniziativa e le stanno spingendo per attirare i propri clienti. Questo è Music Together Modena. Come vedete, no, scusate, questo era solo un post per promuovere l'iniziativa generale. Questo qua, Caffè Roma 1671. Ecco, vedete, allora, il post che vi consiglio di pubblicare, fatelo, cioè pubblicate il post con un testo che coinvolga anche i vostri clienti, cioè parlate anche col linguaggio con cui parlate normalmente ai vostri clienti. Quindi in questo caso lui ha ripreso anche un po' quello che abbiamo scritto nel sito. Le attività locali hanno bisogno del vostro aiuto a causa del coronavirus, gli incassi negozi, eccetera. Sono azzerati. Come funziona? Cerca la tua attività locale, contatta l'attività. Allora, diciamo che questo magari poteva essere un po' perfezionato, magari invece di scrivere cerca la tua attività locale, poteva scrivere entra nel link qui sotto, contattaci tramite il form, eccetera. Quindi questa attività ha inserito direttamente il link alla propria scheda personale. Adesso vi faccio vedere. Ognuno di voi ha una scheda di questo tipo ed è questo che appunto voi dovete promuovere nei vostri social. Dovete spingere i vostri clienti a entrare in questa pagina e appunto compilare questo form che c'è in fondo alla pagina, dove possono inviarvi le richieste di acquisto. Un altro modo interessante era questo. Vediamo intanto. Oh, no, Martina, non ti vedo. Ok. Allora, un altro post secondo me fatto abbastanza bene, questo di Terminal Restaurant. Loro appunto vedete che usano un linguaggio diretto e anche coinvolgente, insomma, con i propri clienti, anche per cercare di farli già immedesimare nel momento in cui loro riapriranno le porte del loro ristorante e la gente finalmente tornerà. Considerate che la gente non vede l'ora di uscire di casa, quindi quando si potrà ritornare fuori, probabilmente ci sarà la ressa, cosa che sta già avvenendo in Cina, come ho pubblicato nel post di ieri o di stamattina. Quindi ecco, cercate anche di coinvolgere i clienti a questo punto di vista. Una cosa interessante che fanno loro è appunto questa, quindi acquistando oggi un buono da spendere quando tutto sarà finito, ci aiuterete a tornare con più certezza il prima possibile. Questa è una cosa importante perché spiega anche già cosa vuol dire, cosa significa acquistare un buono, una gift card, perché appunto cercate di non dare niente per scontato. Tante persone magari neanche sanno cosa sia una gift card, quindi parlate anche il linguaggio più potabile, tra virgolette, possibile. Noi ti regaliamo un credito extra. Questa cosa la fanno, ho visto farla per alcune attività, è una cosa molto, molto interessante. Quindi loro per esempio vendono una card da 30 euro e in realtà il cliente ottiene 35, quella da 40 a 45, quella da 50 ottieni 60. Hanno messo per esempio anche delle scadenze, questa può essere una cosa interessante da utilizzare, quindi far sapere che i buoni sono acquistabili fino al 30 e sono utilizzabili fino a praticamente un anno e mezzo, quindi 31 dicembre 2021. Pagamento tramite bonifico o PayPal.
questa è una cosa che vi consiglio di fare, e appunto qui magari faremo una diretta a parte, perché è importante dare anche ai clienti dei sistemi di pagamento facili e agevoli. Il bonifico purtroppo non è così semplice, perché bisogna dare l'IBAN. L'IBAN è lunghissimo, magari si perdono i numeri, a voi arriva dopo 1 o 2 giorni, insomma è un casino. Invece con PayPal, che è un sistema di pagamento molto sicuro, che io uso anche spesso, il pagamento arriva, a voi arriva in tempo zero, in tempo immediato, per il cliente è facile, quindi vi consiglio anche di usare PayPal o Satispay. Ok, appunto, poi ricordati sempre di mettere il link alla vostra scheda attività, che quindi è fatto da torneopresto.it, advert, slash e il nome dell'attività che avete. Comunque basta che quando andate su, vi faccio anche vedere, quando andate sul sito, lo avrete già ricevuto via email. Comunque, se doveste aver perso la mail, basta andare nell'elenco delle attività e per esempio cercare il vostro nome attività. Mettiamo parrucchieri, così ne trovo sicuramente qualcuna. Entrate sulla vostra, che mettiamo sia questa, e copiate questo link qua sopra, oppure potete usare i bottoni di condivisione. Ok, vedo che si è messa anche Martina, e quindi la buttiamo dentro. Eccoci, finalmente. Ciao Martina. Mi senti? Sembra di no. Vediamo l'audio. Non so se mi sentite. Sì, adesso sì. Forse non avevi taccato la spina. Tu mi senti? No? Mi sentite? Sembrano le dirette del governo, tipo, che ogni tanto vanno in pappa. Prova magari, aspetta che ti scrivo, vabbè, magari le scrivo direttamente in privato, un attimo solo. Ok, allora, dicevamo, ecco, queste sono un po' le idee, appunto, per condividere l'iniziativa su Facebook. Vediamo intanto se Martina riesce a sentirci. No, non ci sente. Ok, allora andiamo avanti intanto con Instagram. Datemi intanto dei segnali di vita, per favore, vediamo che domande ci sono. Per diffondere gift card, perché non usare le mail? Assolutamente sì, e questa cosa ne parliamo tra poco. Se iniziamo col delivery possiamo utilizzarle anche adesso. Ok, poi magari vediamo anche questa cosa. Mi sono persa la diretta, non c'è problema, la diretta resterà anche resterà nel gruppo, e quindi puoi guardarla anche nei prossimi giorni. Sì, esatto, ok. Va bene. Allora, torniamo a noi. Ok, un'altra piattaforma che vi consiglio di usare chiaramente è Instagram, che chiaramente anche questa utilizzatissima, al pari di Facebook, se non anche di più su alcuni tipi di target. Qui vi ho pubblicato un post, l'ho pubblicato così, un esempio nel mio profilo. È un post che potete pubblicare sia nel feed, quindi compare, diciamo, come post normale, come immagine normale nel feed di Instagram, oppure potete anche pubblicarla come una story. Vi consiglio sempre di adattare il formato. Questo è un formato quadrato,
che va bene appunto per il feed. Il feed praticamente è sapete quello che scorrete, no, quando guardate Instagram. Oppure potete pubblicarla nelle stories, che di solito che hanno il formato verticale, quindi questa grafica andrà riadattata. Questa grafica magari poi ve la metto nel gruppo, così potete anche direttamente condividerla usando direttamente questa grafica. Qui ho preso un testo che aveva pubblicato nel gruppo Alessia Ronchetti, di La Maison de Beauté, se si dice così, che ha scritto secondo me un bel post, è fatto bene. Quindi voi che siete i nostri clienti, qui purtroppo bisogna sempre fare attenzione, perché le immagini, le icone che per esempio qui su Facebook si vedono, ma su Instagram magari non si vedono, quindi fate sempre attenzione che non escano questi quadratini che sono orrendi. Sapete come ci piace organizzarci il lavoro? Ogni mese da noi potete trovare iniziative diverse, promozioni, viso e corpo. Bene, questa è la nostra iniziativa fino al giorno della riapertura. Come vedete, io ho fatto questo post, l'ho pubblicato malissimo, perché l'ho pubblicato anche pochi minuti fa, prima della diretta. Metteteci sempre degli spazi, no? dei ritorni a capo, come qua, magari metteteci anche un po' più di spazio tra una frase e l'altra, che così è meglio da vedere, insomma, anche per i clienti. Per ogni gift card acquistata da 25 o 50 o 100 ti sarà riconosciuto il 20% in più, quindi anche questa cosa è molto interessante. Invece di fare lo sconto, cosa che io sconsiglio sempre di fare, io sono un amante del dare qualcosa in più piuttosto che fare uno sconto. Alessia dà un 20% in più, che è un'ottima cosa. Scrive anche l'esempio, perché considerate che non tutti sanno fare il 20%, non sanno quantificare il 20%, quindi importantissimo fare un esempio concreto. Esempio: acquisti una gift card da 50, noi ti riconosciamo un valore di 60. Ci mancate tantissimo, anche questa cosa è importante da mettere, cioè mettete sempre appunto non cercate solo e semplicemente di vendere la gift card, i vostri servizi, ma insomma cercate anche di dare dei segnali di positività e di amicizia anche nei confronti, ecco, dei clienti. Visita il sito e anche qui c'è il link della scheda. Scusate un secondo che risento Martina, vediamo se stavolta ce la facciamo. Farcela. Vediamo. Potremmo farcela. Mi senti? Sì, io ti sento. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Dopo 23 minuti ce l'abbiamo fatta, grande. E scusate, è il bello della diretta comunque questo, Sì, assolutamente. E comunque ho capito tutto quanto, perché ti stavo seguendo, quindi hai già spiegato un sacco di cose pratiche. Sì, erano cose che dovevi dire te, che tu sei molto più brava di me a spiegare queste cose, però eventualmente se vuoi aggiungere, integrare o dire che sono tutte cazzate quelle che ho detto, dimmi pure. No, l'unica cosa che mi sento di aggiungere, allora faccio un attimo un cappello introduttivo, perché Sì, magari, io... scusa Martina, fai anche una spiegazione breve su chi sei, eccetera, Sì, che così esatto. magari ti Ehm, presenti. io lavoro nel mondo della tecnologia e dell'innovazione, quindi tutti i giorni parlo con aziende che non sono attività locali, quindi aziende abbastanza grandi, piccole, medie, comunque medie aziende che vogliono innovare. Però a casa ho la famiglia che ha un'attività locale e quindi da qualche anno abbiamo iniziato un percorso per portare un po' di digitale anche in un'attività piccolina di un paesino in provincia di Vicenza, che ha comunque 3 persone insomma, che ci lavorano, quindi è una realtà molto piccola e stiamo un po' sperimentando, ed è quello che consiglio di fare anche a voi. E quello che mi sento di dirvi è che da quando è arrivato l'online avete una grande possibilità, ovvero quello di farvi conoscere anche se le persone non arrivano fisicamente
nel vostro punto di punto vendita. Avete la possibilità di, oltre che farvi conoscere nella realtà virtuale, insomma, in un mondo che non è quello della vita di tutti i giorni, potete anche poi riuscire a portare queste persone nel vostro punto vendita. E il mio consiglio è quello di approcciarsi, quindi quando andate a scrivere qualcosa nei vostri canali, che sia Facebook o Instagram, tenete conto che ci possono essere persone che non hanno minimamente idea di chi voi siete e quindi dovreste cercare di ammaliarli, coinvolgerli, raccontando un po' di più, cioè ogni parola che utilizzate deve essere pensata per fare in modo che chi per caso legge quello che avete scritto sia attratto e voglia fermarsi a leggere ancora di più. Pensate che ogni giorno tutti noi scorriamo un sacco di informazioni su Facebook, Instagram, nei social in generale e per fare in modo che l'attenzione delle persone si fermi per più di 1 secondo e mezzo nel vostro post, dovete purtroppo impegnarvi a usare le parole giuste, non potete pensare di condividere il sito www.torniamopresto.it senza spiegare niente. Dovete raccontare e da quello che voi raccontate traspare anche chi siete. Basta, chiudo il Giusto. pippone. Sì, sì, hai fatto bene a dirlo perché tra l'altro ho visto in questi giorni ho visto parecchie attività che condividevano appunto la partecipazione all'iniziativa semplicemente condividendo il link. Questo purtroppo non vi darà grandi risultati perché, come dice Martina, non traspare quella personalità che voi potete far trasparire ai vostri clienti. Ognuno di noi ha una personalità, questa personalità viene anche ribaltata sulla vostra attività, sul vostro negozio, eccetera. Ed è importantissimo trasmettere anche la vostra personalità. Avete davanti delle persone, non sono delle macchine. Come dice Martina, l'attenzione che possono anche dedicare i vostri post è pochissima, si parla veramente di secondi, se no anche di centesimi di secondi, perché è tutto uno scroll velocissimo, quindi dovete attirarli e in qualche modo guadagnarvi la loro attenzione a piccoli passi. E infatti leggo il commento di un Ok, utente che ha scritto che quando si parla con il cliente dobbiamo pensare di parlare a un bambino di 5 anni. E non posso che essere d'accordo. Quindi comunicazione chiara e insomma che faccia capire tutto quello che siete. Lo so, è difficile all'inizio, ancora adesso per scrivere dei post a volte ci metto addirittura una mezz'oretta perché si cerca di utilizzare le parole giuste senza perché le parole hanno un peso, lo stiamo scoprendo anche in questi giorni dalla televisione. E soprattutto aggiungo una cosa, ricordatevi sempre di aggiungere quella che quelli bravi chiamano call to action, che in italiano vuol dire chiamata all'azione, no? Quindi datevi sempre un obiettivo per ogni post che pubblicate, non deve essere sempre per forza la vendita, però cercate di far fare a un'azione al vostro cliente che può essere quella di visitare magari una pagina del vostro sito, inviarvi un messaggio tramite SMS, WhatsApp, quello che è, visitare la vostra scheda attività su Torniamo Presto, eccetera, eccetera. Esatto, Ok, potrebbe essere riguardo anche a Instagram, tu che interessante. sei... Vai. No, potrebbe essere interessante anche utilizzare la call to action per coinvolgere sempre di più i vostri clienti, quindi chiedetegli opinioni, pareri, fategli delle domande, anche perché più loro commentano il post, più questo acquista visibilità. Quindi penso che il segreto sia farli sentire partecipe anche delle decisioni che voi dovete prendere o comunque fargli capire che le loro opinioni per voi sono importanti. Per quanto riguarda Instagram invece, ci sono 2 cose di cui parlare secondo me: il feed
e le stories. Non abbiate paura di utilizzare le stories, di mettervi davanti la videocamera e parlare e raccontare. È difficile, perché farete tanti errori, ma è solamente provando che poi si impara, ma dal punto di vista dei risultati, adesso le storie stanno dando veramente molti risultati, quindi un ritorno abbastanza importante. Se non come acquisto, sicuramente come coinvolgimento e è un modo per far scoprire ai clienti chi c'è dietro. Si tratta sempre quindi di aprirvi e raccontare qualcosa di più, qualcosa che normalmente le persone, i clienti non saprebbero. Quindi tu vuoi invogliarli a seguirti, a scoprire qualcosa di più della tua attività tramite le stories. Quindi provate, Esatto. mettetevi il telefono davanti e lanciatevi. Mal che vada, dopo 24 ore spariscono, quindi non è un problema. L'inizio è sempre una tragedia, iniziare con le dirette, col farsi vedere, col farsi sentire, vi vedrete orribili, ma secondo me lo è più per una cosa personale, nel senso gli altri sono abituati a vedervi così come siete, quindi non sentitevi orribili quando anche fate delle stories in cui vi riprendete, ma come dice Martina è una cosa importantissima perché anche questo trasmette personalità e appunto agevola anche, come si può dire, l'incontro che c'è tra voi e il cliente, la vicinanza che ci può essere tra voi e il cliente e questo vuol dire anche fidelizzarlo ancora di più, perché quando si va a toccare anche i rapporti direttamente personali, la cosa non è più un rapporto tra cliente e azienda, ma è un rapporto tra persona e persona, quindi questo io considero una cosa molto, molto importante. Sì, anche perché leggevo qualche dato di qualche ricerca e avete presente che adesso su Instagram vanno molto le foto molto curate, tutti i filtri, però per il 2020 si dice che si cercherà sempre di più di tornare all'autenticità, perché alle persone comuni, quindi anche ai vostri clienti, piacciono le cose vere. Quindi non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete. L'importante è avere ben chiaro qual è la vostra identità. Quindi magari scrivetevi in un foglio quali sono i vostri punti di forza, i vostri punti di debolezza, quali sono i vostri prodotti o servizi più interessanti, quelli che vendete maggiormente. Così riuscite anche a capire cosa volete spingere. Ma assolutamente siate veri, siate voi stessi. Molto molto interessante. Allora, se tu non hai altro da aggiungere su Facebook e Instagram, andrei a vedere un altro strumento che è WhatsApp. Allora, WhatsApp è uno strumento potentissimo. Vi consiglio sempre di, come fa Martina o insomma la sua famiglia col negozio che hanno, di prendere sempre i contatti dei vostri clienti. Più contatti riuscite ad avere, meglio è. Raccoglieteli e in questo periodo vi sarete reso conto di quanto è importante raccogliere, io lo dico sempre, la mail, il telefono, nome, cognome. I veri pro raccolgono anche le informazioni, le abitudini dei clienti, no? O cercano di targetizzare il più possibile, quindi questo cliente ha 50 anni, è femmina, gli piace questo, gli piace quello, in modo da anche fare delle comunicazioni più mirate possibili e che sono quelle che poi convertono anche di più, che vi permettono che le vostre mail vengano aperte, che i clienti rispondano e che poi che i clienti anche acquistino. WhatsApp appunto è uno strumento utilissimo perché è diffuso. Non so quanti siano i miliardi di persone in tutto il mondo che lo usano, ma comunque in Italia ce l'hanno praticamente tutti. C'è anche la versione business.
WhatsApp Business, che è appunto la versione pensata proprio per le aziende, per le attività, ha qualche, diciamo, funzione in più. Adesso magari Potete qui non collegarlo andiamo. anche al vostro numero fisso. Potete collegarlo esattamente al numero fisso, quindi è comodissimo da questo punto di vista, perché i clienti possono scrivervi direttamente su WhatsApp al vostro numero fisso. Vi permette per esempio anche di impostare dei messaggi di risposta automatici, insomma qualche funzionalità, e vi consiglio assolutamente di installarlo. Non è molto diverso da quello normale, ma appunto delle funzionalità in più pensate per le aziende. Sì, A riguardo di... l'unico limite che mi viene in mente è che può essere utilizzato da un utente per volta, almeno che io sappia, come Mhm. WhatsApp normale. Quindi se avete dei collaboratori, probabilmente dovrete decidere se, insomma, chi lo userà. Sì, tra l'altro vi consiglio, se qualcuno magari non lo sapesse, di installarvi WhatsApp anche nel vostro PC o Mac, perché è molto più semplice chiaramente gestirlo anche a livello di numeri, di comunicazioni che potrebbero aumentare, insomma, se iniziate a usarlo in modo serio con i vostri clienti, invece di gestirlo dal telefono, che magari diventa un po' complicato, potete installarlo direttamente nel PC e praticamente vi ricrea lo stesso WhatsApp che avete sincronizzato con quello del telefono direttamente nel vostro PC o nel vostro Mac, ed è comodissimo. Anche questo è gratuito ed è facilissimo da installare. Allora, una volta che appunto voi avete i dati dei vostri clienti, quindi numero di telefono, nome, eccetera, quello che dovete fare è appunto cercare di usare questi dati per fidelizzare i vostri clienti. Io ricordo sempre: non spammate i vostri clienti, non mandategli messaggi pubblicitari, compra qui, guarda l'offerta, acquista, eccetera, perché il cliente, oltre a fare una bruttissima figura per il vostro cliente, ci mette 2 nanosecondi a cliccare su cos'è, blocca utente, Disiscriviti. disiscrivi, esatto, e quindi non potete più comunicare con questo cliente. Cercate sempre di dare magari dei contenuti interessanti per i vostri clienti, magari ogni 3 contenuti interessanti buttateci dentro una vendita, insomma, non deve essere sempre un martellamento continuo. E contenuti interessanti cosa vuol dire? Vuol dire voi ne avete una marea di contenuti interessanti che potete comunicare. Faccio l'esempio dei ristoranti, no, con cui io di solito collaboro. I ristoranti sono una miniera di contenuti che pochissimi sfruttano, perché avete una marea di conoscenze che i vostri clienti, magari a cui che nessuno dei vostri competitor comunica ai vostri clienti. Per esempio, faccio l'esempio di Bamburger, ecco, lo chiamo spesso Bamburger come esempio perché sono bravissimi. Sì, è vero, sono veramente bravi. Sono Sì. bravi, Andate a guardarli Francesco. su Facebook perché, a Sì, parte che sono bravissimi loro in generale, ma il tipo di comunicazione che fanno è veramente genuina e anche se non li conosci, cioè ti stanno simpatici per forza. Tu sì. vorresti andare là a mangiare solo, cioè, già solo per quello. Poi gli hamburger sono anche buoni, però cioè, prendete ispirazione da altri che secondo voi comunicano bene. E loro lo fanno Esatto. bene. Loro lo fanno molto bene e infatti vi consiglio di seguire sia la pagina Facebook che Instagram, perché pubblicano quasi quotidianamente dei contenuti. Poi loro sono molto attivi anche sul fronte delle iniziative anche benefiche, partecipano spesso a iniziative di benefiche. Per esempio, ho visto che in questi giorni c'è il panino Hamburger sospeso, sospeso. qualcosa di hamburger sospeso, e l'hanno condiviso sui social, ottenendo insomma parecchio riscontro da tanti utenti, quindi sono molto attivi anche da questo punto di vista e comunicano molto bene i loro punti di forza, che sono principalmente avere prodotti genuini del territorio. Loro fanno hamburger gourmet, diciamo, e usano solo prodotti del territorio.
vicentino, insomma, o della provincia di queste zone, quindi il formaggio è, adesso non vorrei dire castroneria, ma penso sia di Asiago, la carne è di un allevamento X, il pane viene fatto da un panificio Y, e loro sono bravi anche a comunicare questi singoli aspetti, quindi ogni tanto mettono delle foto del panificio che ha appena preparato il pane che loro useranno negli hamburger. Quindi questa è una cosa meravigliosa da comunicare, perché io ti sto comunicando che guarda che il pane che tu mangi negli hamburger che acquisti da noi non è quello del supermercato confezionato come si dice, con l'alcol dentro per farlo durare, eccetera. È un pane che viene fatto vicino a noi da un'attività locale, fatto quasi come si faceva una volta, e queste sono cose importantissime da comunicare. In questo caso io non sto vendendo direttamente, non ti sto dicendo vieni da me a mangiare gli hamburger che sono più buoni del mondo, eccetera, eccetera. Ti sto comunicando quelli che sono le basi dei nostri panini. E questo nel cliente instaura nella sua mente il concetto che Bamburger usa pane di qualità, senza che io ti stia ufficialmente vendendo qualcosa. Quindi mi piace sempre fare questi esempi, perché per me è una comunicazione eccezionale questa. Un'altra cosa che secondo me si può imparare da loro, ad esempio, è il fatto che fanno molto network, cioè loro senza paura, spesso capita che taggino o collaborino o partecipino a iniziative con altre attività locali della zona, e spesso anche attività locali competitor, quindi altri ristoranti, e questo è bello secondo me. È molto bello, perché comunque si tratta di attività locali e tra di loro ci dovrebbe essere sinergia. Sì. Allora, tornando a WhatsApp, io volevo mostrarvi una funzione di WhatsApp che è il broadcast. Mi raccomando di usarlo con le giuste cautele. Cosa vuol dire broadcast? Vuol dire inviare messaggi di massa. È una funzionalità appunto che non deve essere abusata, non dovete assolutamente spammare i vostri clienti, non dovete, come dicevo prima, vendergli per forza qualcosa, cercate di usarla con coscienza. Però appunto è una funzione utilissima. Vi ho preparato un video per mostrarvi come funziona. Lo metto qua. Allora, vedete l'immagine un po' sgranata perché l'ho coperta per motivi di privacy. Allora, quello che dovete fare è aprire il vostro WhatsApp. Qui in alto a destra, vedete che ci sono i 3 puntini, cliccate lì e vi compare appunto la voce nuovo broadcast. Cliccate su quella voce e qui troverete tutta la lista dei vostri amici. Potete anche cercare chiaramente i singoli nomi, quindi qui potete andare a selezionare i vostri clienti. Dopodiché, appunto, io adesso qui ho selezionato alcuni dei contatti. Dopodiché, appunto, viene creata una specie di gruppo, diciamo. Ecco, il broadcast non è un gruppo WhatsApp, perché nel gruppo WhatsApp io posso scrivere un messaggio e gli altri utenti possono anche loro scrivere dei messaggi. Nel caso invece del broadcast, sono io che mando i messaggi a tutti gli utenti che sono all'interno di questa lista. Loro vedranno un messaggio singolo, quindi vedranno che io, Paolo, ho inviato a Martina questo messaggio. In realtà io questo messaggio l'ho inviato magari a 20 persone. Ecco qua, vi consiglio poi magari di rinominare il nome della lista, perché lui in automatico mette tipo 5 destinatari, quindi in questo caso andate a scrivere per esempio ecco, lista clienti o quello che volete voi. E qui appunto avete adesso la possibilità, in questa lista che mano a mano potete anche andare ad integrare con i nuovi clienti, qui avete tutta la lista dei vostri clienti e ovviamente avete la possibilità appunto di mandare un messaggio e scrivere quello che volete. In questo caso potreste per esempio
riprendere il messaggio che aveva preparato Alessia, quello che vi ho fatto vedere prima, scrivendo appunto, parlando dell'iniziativa, o insomma trovando il vostro modo con cui abitualmente comunicate con i clienti, di informarli che state partecipando all'iniziativa di Torniamo Presto. Tu Martina hai qualcosa da aggiungere su questo? Allora, WhatsApp Business è veramente, o comunque WhatsApp in generale, è veramente fantastico e noi in questi giorni, in queste ultime settimane, abbiamo iniziato anche a fare consulenze online tramite WhatsApp Business e anche alcune vendite, perché ci permette di fare, insomma, le persone non possono più venire in negozio, ma noi possiamo mandare foto e video dei prodotti che abbiamo. Quindi è utilissima e viene utilizzato anche da un target un po' più alto di età, quindi over 65, proprio per la semplicità. Ad esempio le liste broadcast di cui parlava Paolo sono secondo me perfette per avvisare anche quando gli utenti magari vi hanno ordinato dei prodotti, quando vi arriva della fornitura. Mi viene in mente magari una cartolibreria o che deve ordinare la lista di libri per le scuole e quando arrivano tutti i libri un messaggio unico e avvisa tutti quanti, quindi fa risparmiare molto tempo e quindi il beneficio di una tecnologia si vede anche nel momento in cui non solo vi fa vendere di più, ma vi fa anche risparmiare del lavoro. In questo caso Sì. è pure gratis, quindi... Esattamente. Allora, un altro strumento che potete usare, come diceva qualcuno più sopra, che adesso non trovo più, sono le mail. Eccolo qua, così gli diamo anche un po'. Purtroppo, ragazzi, non esce il nome e la foto per il GDPR, per la privacy. Perché non usare le mail? Assolutamente sì, io consiglio assolutamente di usare la mail, anche se qualcuno dice che la mail è morta. Sarete i vari esperti che ci sono in giro, qualcuno dice che la mail è morta perché è vecchia, perché non la usa più, non la guarda più nessuno, i giovani non la guardano, eccetera. Io posso assolutamente garantirvi il contrario, perché appunto con Recensione OK, che è il sistema che noi, appunto, la startup che abbiamo lanciato in ambito ristorazione, facciamo anche raccolta di email, o meglio la fanno i ristoranti che la usano, e posso garantirvi che le comunicazioni che mandano vengono aperte e come. Cioè le mail vengono altro che lette, e io le uso anche quotidianamente su altre mie cose, vengono lette e come. La mail ha sempre il suo vantaggio, che è quello appunto di anzitutto essere economico, anzi essere quasi gratuito, perché appunto dovete poi usare magari dei sistemi di mail marketing decenti, non mandate le email usando tipo Gmail o cose del genere, mettendo in copia nascosta roba di questo tipo i vari destinatari, ma usate un sistema di mail marketing tipo MailChimp, è gratuito per esempio. Altra cosa molto importante, è vostro, è di vostra proprietà, è una cosa che pochissimi considerano, ma la mail è di vostra proprietà. La vostra lista email dei vostri clienti è di vostra proprietà, mentre la pagina Facebook, la vostra pagina Instagram o cose di questo tipo in realtà non sono per niente vostre, sono del signor Zuckerberg, che da un giorno all'altro potrebbe decidere di spegnere la vostra pagina perché magari non avete rispettato determinati regolamenti di Facebook, o perché cambiano determinati regolamenti, oppure semplicemente potete perdere tutto il vantaggio che le pagine potrebbero darvi. Nel senso, fino a 6 o 7 anni fa una pagina Facebook o Instagram, principalmente Facebook perché Instagram è più recente, aveva una copertura dei post molto alta. Cosa vuol dire? Che se io avevo, non so, 10.000 persone fan, follower della mia pagina Facebook, magari il 30% poteva vedere il post che io pubblicavo. Quindi tantissime persone potevano vederlo.
Le percentuali attuali sono imbarazzanti, perché parliamo del 2, 3, 5% quando va bene. Vai Martina. 1%, se avete più Ok. di 10.000 fan, l'1%. Ecco, l'1%. Quindi avere 10.000 follower sulla vostra pagina Facebook, magari se 6 o 7 anni fa poteva darvi degli enormi risultati, adesso sicuramente ve ne dà meno. Ha comunque senso esserci se c'è una strategia dietro. Ha senso magari anche investire qualche soldo per promuovere i propri post, però queste sono cose che magari andrebbero affrontate in una diretta a parte. Tutto questo appunto per dirvi che la mail ha assolutamente senso, ed è una cosa che vi consiglio sempre di usare, di raccogliere, di farvi le liste email dei clienti. Non è per niente difficile, appunto usate software anche gratuiti come MailChimp. Fino a 2000 contatti è completamente gratuito, potete inviare tutti i messaggi che volete, se non sbaglio. Vi permette anche di usarlo come una specie di CRM, quindi potete creare una specie di scheda personale per ogni cliente, quindi è utilissimo da questo punto di vista. Avevi da aggiungere, Martina? Ok, quindi assolutamente sì, usate anche le mail per diffondere l'iniziativa. Se volete possiamo anche condividere nel gruppo un modello, insomma, di email da inviare. Potete inviare anche mail solo testuali, non occorre fare mail con le super grafiche o complicate o così questo tipo. Io per esempio uso sempre email testuali perché le reputo più personali, meno artefatte, diciamo. Anche qui cercate di usare un copy corretto, non scrivete per esempio tutto in maiuscolo, o mettete le virgole a caso, insomma cercate di usare un linguaggio, un modo di scrivere corretto, perché è molto importante, dà fastidio, tipo le frasi tutto in maiuscolo sono fastidiose, sono orrende da vedere, danno fastidio, sembra che tu stia urlando, quindi è importante anche usare un copy corretto, insomma. Altra cosa, non so se avevi pensato di parlare anche di Google My Business. Non in questa diretta, perché per promuovere l'iniziativa è un po' difficile, però se vuoi eventualmente aggiungere qualcosa ben venga. Allora, io sto avendo un bel po'. Allora, partiamo dall'inizio. Google My Business è uno strumento che è messo a disposizione da Google ed è semplicemente una scheda della vostra attività. Praticamente voi, quando andate su Google e cercate un ristorante, un negozio o quant'altro, le prime soluzioni che vengono proposte, soprattutto a lato, nella barra a lato della pagina, sono il riassunto delle attività locali, ed sono le informazioni che vengono inserite dai proprietari dell'attività locale proprio da Google My Business. È uno strumento gratuito e vi permette appunto di inserire informazioni importantissime come il telefono, il sito internet, gli orari di apertura e di chiusura, e in più anche qualche foto, oltre che foto di prodotti. Però con le foto potete comunicare appunto che aderite all'iniziativa di Torniamo Presto, e essendo che sono su Google, hanno una capacità di raggiungere le persone molto elevata. Infatti i dati che io vedo delle immagini che abbiamo inserito su Google My Business sono comunque molto interessanti, quindi valutatela come opzione, secondo me. È molto semplice, sì. Gratuita anche quella. Sì, aggiungo appunto che Google My Business è uno strumento fondamentale, e anche qui vedo tantissime attività che non lo sfruttano, cioè lasciano che sia Google a inserire autonomamente i dati, perché appunto per spiegarvi velocemente cos'è, se voi cercate la vostra attività su Google, cercate col nome attività,
al 99% vi uscirà una mini scheda, diciamo, sulla vostra attività e questa viene generata da Google in automatico in base alle informazioni che lui raccoglie. Quindi Google già la genera da sé. Non gestire questi dati è assolutamente controproducente, perché Google potrebbe anche, nella sua infallibilità, sbagliare eventualmente qualcosa. Quindi gestitela assolutamente, seguitela e sfruttatela, perché è uno strumento gratuito, e se andrete a vedere quanti sono le persone che vi cercano su Google, come tutti i clienti a cui lo faccio vedere, resterete a bocca aperta, perché si parla sicuramente di migliaia di visualizzazioni di persone che ogni mese cercano la vostra attività, Sì, anche piccole attività. è appena arrivata una domanda super interessante. Non so chi sia, ha chiesto: è fondamentale avere anche un sito internet oltre ai canali Facebook, Instagram e Google? No, cioè almeno secondo me no. Tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato sono pensati apposta per chi non ha un sito internet o un e-commerce. E secondo me magari nel futuro sarà un passo naturale, però per intanto ritagliarvi il vostro spazio e avvicinarvi ai vostri utenti, questi Facebook, Instagram e Google sono più che sufficienti. Ecco, io aggiungo a questa persona, che purtroppo non vedo il nome, ma forse lo vedo da qua, Michela, ok, Michela, aggiungo che è importante, prima di decidere gli strumenti, perché questi sono canali, chiamali strumenti, Facebook, Instagram, sito, sono tutti strumenti. Prima di tutto è importante avere una strategia, pensare a una strategia. Non si può pensare di aprire il sito internet perché magari l'ha fatto il mio competitor, che è la scusa classica, no? Perché hai aperto il sito? Perché anche Gigino Pasticcino ha aperto il sito. E quindi butti su un sito magari spendendo 5.000 euro, dove alla fine non ci va nessuno, perché avere un sito è bello, ma se poi ci entra una persona al mese, cosa te ne fai del sito? Quindi dipende avere un sito può avere senso oppure anche no. Ci sono tantissime attività che vanno avanti anche senza un sito, non è obbligatorio, oppure è assolutamente fondamentale in determinati casi, però prima di tutto bisogna pensare a una strategia. Usare questi canali giusto per esserci, meglio lasciar stare. Aprire la pagina Facebook e abbandonarla, meglio lasciar perdere. Idem per il sito. Se fate un sito e poi lo lasciate a sé, meglio che vi spendiate quei soldi in altro, insomma. Sì. Dico che secondo me tutti gli strumenti che abbiamo adesso, in questi ultimi anni a disposizione, servono e devono servire ad avvicinarvi ai vostri clienti, quindi per diminuire la distanza. E quindi piuttosto scegliete di avere meno canali, ma di presidiarli in maniera solida, quindi con tutte le informazioni corrette, rispondendo sempre ai messaggi. Quello secondo me fa la differenza. Sì, sì, assolutamente. Allora, ultima cosa, e poi direi che andiamo in chiusura perché è già un'oretta che siamo Salutiamo collegati. anche Silvio Giovine che ha detto forza ragazzi. Ah, grande. Ciao Silvio, ciao ciao. Allora, ultima cosa, vi faccio vedere questa bella cosetta che ha fatto Martina. E adesso devo però togliere noi due, altrimenti non si vede.
Sì, forse non mi sentivate più. Aspetta che mi metto così. Allora, torniamo qua. Vi faccio sentire il video, in teoria dovreste sentire anche l'audio. Ciao, sono Martina e adesso vi insegno come inserire nel vostro profilo di Facebook un bellissimo filtro che abbiamo creato appositamente per Torniamo Presto. Basterà andare nel vostro account Facebook, andate nel vostro profilo, cliccate sopra la vostra foto e scegliete aggiungi motivo. Vi basterà quindi tra i motivi cercare Torniamo Presto, scegliete il primo. A questo punto vi basterà salvare. Ok, quindi vi abbiamo fatto anche vedere questa cosa. Aspetta che rimetto su Martina. Ok. Bene. Per adesso questo motivo, questo filtro, si può utilizzare solamente per i profili personali. E non sono ancora riuscita a trovare un modo, non penso che Facebook lo permetta di utilizzarlo per le pagine. Però sarebbe bello se tutti voi ce l'aveste almeno nella vostra immagine del profilo, comunque, perché penso che siate voi a rappresentare meno male il negozio. I vostri clienti vengono da voi per voi. Esatto. Se eventualmente avete bisogno del logo, del loghetto, insomma, Torniamo Presto così, perché magari avete un grafico o volete fare le cose fatte bene anche nelle vostre comunicazioni, basta che lo scriviate nel gruppo e vi passiamo i file, gli originali, insomma, che così potete usarlo. Allora, volevo intanto rispondere a qualche domanda che è arrivata, oltre a cui abbiamo già risposto. Una è per esempio questa. Dove è andata quella del delivery? Allora, dove è andata? L'ho persa. Eccolo qua. Allora, Facebook User chiede: se iniziamo con il delivery possiamo utilizzarle anche adesso, sbaglio? Qui si riferisce alle gift card. Potete assolutamente usarle. Io vi consiglio, dato che voi avete comunque, siete tra i pochi fortunati che in questo periodo hanno il contatto diretto col cliente, tramite, non troppo contatto, mi raccomando, tramite appunto i vostri fattorini che consegnano la pizza, eccetera. Vi consiglio anche di, oltre all'iniziativa Torniamo Presto, vi consiglio comunque di usare delle gift card cartacee, inventatevi qualcosa da consegnare anche eventualmente ai vostri clienti, nel senso potete anche promuovere le gift card. Passato anche questo periodo, io consiglio comunque sempre di usare le gift card, potete promuoverle anche direttamente ai vostri clienti, quindi potete pensare per esempio che chi spende, non so, sopra i 20 euro, 30 euro, adesso sparo cifre a caso, potete dargli un buon acquisto di 5 euro che lui può utilizzare nel prossimo ordine. Queste sono cose importantissime e soprattutto le pizzerie da sport non lo fanno assolutamente mai, quindi cercate sempre, anzi da questo punto di vista studiatevi come si chiama la catena americana di pizzerie che adesso mi... Pizza Hut. No, l'altra, quella ancora più grossa, Domino's Pizza. Andatevi a studiare Domino's Pizza se avete una pizzeria da sport o anche una pizzeria normale e vedete quanto loro sono furbi nel marketing. Sono americani, quindi ovviamente sono dei maestri da questo punto di vista e ci sono tante piccole cosette che potete mettere in piedi da questo punto di vista per cercare di vendere di più. Anche in fase d'ordine è una cosa fondamentale cercare di fare upsell, quindi cercare di incrementare, no, lo scontrino, il valore dell'acquisto da parte del cliente. Basta semplicemente delle domande. Se voi andate da McDonald's, cosa che vi chiedono? Vuoi il menù grande? Una volta ti chiedevano vuoi il medio o il grande, adesso ti dicono vuoi il menù grande? E questo vi confermo che fa la differenza alla fine del mese, perché partire già con una domanda del genere
in qualche modo vincola il cliente verso una determinata scelta, che è quella che voi vorreste che vi facesse. Quindi ecco, utilizzate assolutamente le gift card e cercate anche di inventarvi altri metodi per quel che riguarda anche il delivery. Poi vediamo se c'era qualcos'altro. Ok, basta, non ci sono. Certo, sarà disponibile nel gruppo, sì, la diretta resterà registrata e sarà disponibile nel gruppo, quindi potete rivederla anche nei giorni successivi. Io non ho altro da dire, se tu hai altro da aggiungere, eventualmente Martina. Sì, allora, se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di mandare una foto o un video a Paolo con scritto torniamo presto, perché sarebbe carino realizzare un video di tutte le attività locali che hanno aderito al progetto, all'iniziativa. Quindi prima ci mandate le vostre foto e video, ne ho visti di bellissimi tra l'altro che sono passati nel gruppo, complimenti, quindi prima ce li mandate, prima Paolo può mettersi a lavoro. L'idea appunto è quello di creare un unico video di 4-5 minuti dove raccogliamo appunto gli spezzoni delle vostre foto, o meglio dei vostri video in cui magari anche parlate, è una cosa importantissima, anche se lo so che è difficile stare davanti al telefonino, riprendersi eccetera, però sono quelli che trasmettono più emozioni, quindi l'idea è quella di creare un video dove vedere le attività locali che partecipano all'iniziativa e che dimostrano insomma la volontà la grinta, la voglia di andare avanti nonostante queste difficoltà immense insomma, che stiamo vivendo. Ok, ecco, io vi ringrazio per aver seguito la diretta. Se potete spargete ancora di più la voce, vedo che in questi giorni veramente ci sono state una marea di attività che sono unite, adesso siamo a 200 circa attività. Considerate che è una settimana insomma, che è partita questa iniziativa, e questa cosa ci fa davvero piacere. Noi stiamo investendo veramente tanto tempo in questa iniziativa, ma vediamo che sta dando risultati. Tante attività stanno scrivendo anche nel gruppo o via mail, ci dicono che hanno già iniziato a vendere le gift card, che i clienti li contattano, quindi per noi questo vuol dire che l'idea funziona, quindi è quello che ci dà veramente energia e forza per andare avanti. Quindi se riuscite a passare parola ancora di più, meglio, che così più attività entrano, più clienti girano, ed è un vantaggio per tutte le altre attività insomma, che ci sono all'interno. Bene, grazie a tutti per averci seguito, e ci vediamo magari in una prossima diretta che faremo nei prossimi giorni, in cui potremo parlare eventualmente di come attivare un conto PayPal, come usare eventualmente anche sistemi per creare delle grafiche da promuovere nei social. Insomma, scriveteci anche nel gruppo quello che vi interessa e vediamo. Sì, se avete qualche argomento che volete approfondire, insomma, dato che ci siamo, esatto. Se possiamo vi aiutiamo. Dato che abbiamo tempo, sfruttateci. Ciao. Bene, grazie a tutti. Ciao, buona serata. Ciao.